l'omicidio del rivale in amore. L'incredibile piano di un 34enne di Vazzola sventato dall'FBI e dalla polizia postale era invaghito di una ragazza e voleva sbarazzarsi del fidanzato versando $10.000 in criptovaluta. Un mondo sommerso e pericoloso nato negli Stati Uniti nel 1990, ma tutt'altro che porto franco per i criminali, spiega l'esperto informatico. Regno dei millantatori, monitoraggio costante delle forze dell'ordine. Un ventenne padovano andrà a processo per aver tentato di adescare una tredicenne trevigiana su Instagram. A denunciarlo il padre della ragazzina insospettito dall'uso eccessivo del cellulare da parte della figlia. Ore di tensione a Roma, governo sempre più in bilico, domani il decreto aiuti al Senato e potrebbe consumarsi lo strappo dei 5 Stelle, le imprese venete preoccupate, serve stabilità. A Scorzè stamane i funerali del piccolo Davide Favaroni, il bimbo di 6 anni stroncato da una leucemia fulminante a 10 giorni dalla diagnosi, il dolore della comunità. In Marmolada continuano le ricognizioni del soccorso alpino, intanto parte da Cittadella una raccolta fondi per i figli di Davide Miotti ed Erika Campagnaro tra le vittime della tragedia. Continuano le celebrazioni del bicentenario della morte di Antonio Canova, da Mozart a Brahms. Una serie di concerti trasformerà il Tempio di Possagno in un palcoscenico per la grande musica. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo, come avete sentito, dalla cronaca. Commissiona nel dark web l'omicidio del rivale in amore, l'incredibile piano di un 34enne trevigiano sventato da FBI e polizia postale. Una persona che era mandante di un omicidio aveva comprato un servizio sul dark web. Circa $10.000, tanto vale una vita nel dark web. Dollari pagati in criptovaluta versati dal protagonista di questa incredibile e inquietante vicenda, come un film cyber thriller con tanto di intervento dell'FBI. Ma un thriller fortunatamente a lieto fine, perché il potenziale delitto è stato sventato. Trovatelo e uccidetelo, la richiesta. Un vero e proprio contratto con un sicario, l'obiettivo, il rivale in amore. E la trattativa nell'inquietante mondo sommerso della rete. Così un 34enne di Vazzola aveva commissionato l'omicidio di un imprenditore 45enne dello stesso paese. L'unico modo, nella sua mente deviata, per toglierlo di mezzo è avere campo libero e corteggiare la giovane fidanzata della potenziale vittima, di cui il mandante era segretamente invaghito fino all'ossessione, ma non corrisposto. A ricevere il compenso il gestore di un sito straniero specializzato proprio in omicidi su commissione e gravitante nel dark web. Ma i protagonisti di questa incredibile vicenda non sapevano che la parte oscura della rete era in realtà monitorata dalle forze dell'ordine. Un riflettore puntato fin da oltreoceano. È stata infatti l'FBI statunitense a segnalare alla polizia postale che il 45enne era la potenziale vittima di un delitto. Dall'FBI a Roma e di qui al Veneto, i primi accertamenti sulla rete effettuati dalla postale hanno permesso di dare un nome e un cognome al bersaglio che, grazie al commissariato di Conegliano, è stato avvertito di quanto stava accadendo e sottoposto a sorveglianza per garantirne l'incolumità. Poi l'altro fronte di indagine. Abbiamo, credo, sviluppato un know-how appunto per trovare il flusso del denaro che questa persona, il cosiddetto mandante, aveva inviato per pagare appunto questo, per comprare questo tipologia di servizio. Importanti tracce telematiche connesse ai pagamenti effettuati tra gli 8 e i $10.000 in criptovaluta. Così si è risaliti al mandante dell'omicidio su commissione, un 34enne. Immediata è scattata la perquisizione nell'abitazione dell'uomo, che al momento è l'unico indagato, e non per tentato omicidio ma per minacce aggravate. È tutto da verificare, infatti, quanto fosse avanti la trattativa per il delitto e soprattutto se il gestore del sito, al momento ancora non identificato, potesse realmente mettere in atto il sogno malato del 34enne o se potesse addirittura truffarlo. In ogni caso, un'indagine che dimostra come il dark web non sia inviolabile. Il dark web è risaputo, è luogo comune essere una rete anonima, però in alcuni casi si riesce ad individuare quello che sono gli autori di determinate situazioni. C'è la consapevolezza tutt'oggi, visto quello che è accaduto, che comunque gli organi di polizia della specialità della Polizia di Stato sono attenti a queste situazioni e quindi cercano di porre una sorta di rimedio a situazioni che possono diventare particolarmente gravi, perché come in questo caso sicuramente ci possono essere delle ricadute nella vita reale. E dunque tutt'altro che un porto franco per i criminali, come conferma anche l'esperto informatico Carlo Alberto Sartor, uno spazio dove si trovano, dice, per lo più millantatori. Non è conosciuto il fatto che questo tipo di rete è stata creata proprio per permettere
alle forze dell'ordine, parliamo di servizi più che di forze di polizia, è stato creato per avere un punto di aggregazione di tutto quello che è la malavita, la dissidenza, l'underground, no? È un posto dove c'è il malaffare, ma dove c'è anche un binocolo, una bella videocamera puntata lì. Non un porto franco, ma uno degli spazi più monitorati al mondo. Non a caso le malsane intenzioni del 34enne di Vazzola, che ha tentato di assoldare un sicario per eliminare il rivale, sono state intercettate dall'altra parte dell'oceano, niente meno che dall'FBI. L'informatico ed esperto di cybersicurezza, il vicentino Carlo Alberto Sartor, ricorda come sia stato proprio il governo americano nel 1990 a creare questo contenitore per attrarre i criminali della rete. E quindi è un posto soggetto a dei controlli e a delle attenzioni molto più alte che qualunque altro posto. Andare a fare una cosa del genere, diciamo, un po' è da polli. Gli accessi al dark web sono sempre più numerosi, anche da parte di curiosi che forse neanche sanno di diventare potenzialmente dei sospettati. Scaricando un determinato software si può accedere a questa rete che è dark perché non si trova direttamente nei motori di ricerca sostanzialmente, cioè non è accessibile al primo che passa. Diciamo un po' come andare in un club privato, ecco. Questa è diciamo, la traduzione semplice. Chiaramente queste stanze particolari sono nate con degli obiettivi ben precisi, che sono quello di fare un po' il posto dove si trova il mercato nero. A quel punto, spiega Sartor, si aprono due scenari. O uno è talmente criminalmente attrezzato che effettivamente mette a disposizione un servizio criminale a pagamento, e ce ne sono. Poi c'è una parte invece in cui siamo alla millantazione o comunque al fatto che si scrive quella roba lì, ma poi in realtà l'importante è che uno paghi e poi non si fa quello che è stato, anche perché chiaramente non esiste la fattura, non c'è la garanzia, e molte volte la millantazione è la trappola più frequente. E poi c'è un 23enne padovano che andrà a processo per aver tentato di adescare su Instagram una 13enne. Avrebbe tentato di adescare una ragazzina di solo 13 anni via Instagram con frasi romantiche e perfino promesse di nozze e di sesso. Lui, pseudonimo Ombra Bianca 99, all'epoca dei fatti aveva 20 anni. Il papà della ragazza, un uomo di Castello di Godego nel Trevigiano, preoccupato per l'eccessivo uso del cellulare da parte della figlia, dopo il primo incontro tra i due ha denunciato il ventenne. La procura di Treviso ha stabilito che lo scopo del ventenne padovano sarebbe stato quello di avere dei rapporti sessuali con la minorenne. Perciò il giovane, oggi 23enne, andrà a processo il prossimo 5 dicembre. Il ragazzo ha fatto richiesta di essere ammesso a una misura alternativa al carcere. Rete e social che nascondono molte insidie, sono in aumento anche le frodi creditizie in tutto il Veneto e la provincia più colpita è Venezia. E boom di frodi creditizie realizzate tramite furto d'identità in tutto il Veneto, con l'utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni. Si registrano oltre 1150 casi nell'ultimo anno e la provincia più colpita è Venezia, con oltre 255 casi. Seguono Verona, Vicenza, Padova e Treviso. La maggior parte dei casi riguarda l'acquisto fraudolento di elettrodomestici e le vittime sono prevalentemente uomini di età inferiore ai 30 anni. Secondo l'Osservatorio sulle frodi creditizie e i furti d'identità, l'aumento dei casi è dovuto al continuo sviluppo degli acquisti online che contribuisce alla crescita dei casi sui canali virtuali. Per la maggior parte si tratta di frodi che riguardano importi inferiori a 1.500 euro relativi a richieste di finanziamento e rateizzazioni di pagamento su acquisti e-commerce. Al contempo si registra anche un notevole aumento dei casi di frode con importi compresi tra i 5.000 e i 10.000 euro. Ora voltiamo pagina, andiamo a Scorzè, dove si sono celebrati questa mattina i funerali del piccolo Davide Favaron. Una comunità che vuole essere un cuore solo e un'anima sola, con questa famiglia, i nonni, gli zii e tutti i parenti e gli amici di Davide, anche i piccoli suoi compagni. Vorremmo abbracciare pieno il dolore e allo stesso tempo imparare ad abbracciare la nostra fragilità. La parola di Dio
Dio è luce ai nostri passi, lampada al nostro cammino, anche quando si fa incerto nel buio. Dolore straziante, silenzio per il lutto. L'intera comunità di Scorzè si raccoglie in preghiera attorno alla famiglia del piccolo Davide Favaron il giorno del suo funerale, celebrato questa mattina alla chiesa arcipretale in paese. Il bambino, scomparso tragicamente a 6 anni a causa di una leucemia fulminante, dopo soli 10 giorni dalla diagnosi in ospedale, ha lasciato un vero e proprio vuoto nei cuori di chi lo ha amato tanto. Una perdita improvvisa che lascia senza parole i tantissimi che hanno voluto esserci per dargli l'ultimo saluto. Siamo tutti amati da Dio, come Davide, portiamo anche noi in qualche modo il suo nome. Lasciamo che questo bambino vada verso Gesù, verso il regno di Dio. Ci vorrà tempo per accettare questo lutto. Lo chiediamo come un dono, una grazia speciale al Signore. La piazza gremita e il sole cocente accompagnano la cerimonia svoltasi in presenza di chi conosce mamma Francesca, papà Fabio e il fratellino Nicolò, di chi ha condiviso istanti con il piccolo Davide e chi ha voluto essere presente in silenzio anche solo per portare il proprio rispetto alla famiglia. Un ultimo saluto a lui che era dolce, sempre sorridente e tanto curioso della vita. Lasciamo la cronaca, veniamo alla politica. Sono ore di tensione a Roma dove il governo è sempre più in bilico. Domani il decreto aiuti arriverà al Senato e potrebbe consumarsi lo strappo con i 5 Stelle. Il mondo delle imprese venete è preoccupato, il momento storico, dicono, è drammatico e occorre stabilità. È una situazione che certamente non fa bene al nostro paese, ma non fa bene soprattutto all'economia. Purtroppo questo chiacchiericcio continuo che non porta a concludere se i 5 Stelle stanno al governo o non lo stanno, eccetera, non si ha la percezione, e la politica non ha la percezione, soprattutto questo gruppo, questo movimento, che il paese ha bisogno di stabilità. Allora, vuoi stare al governo? Ci stai, non vuoi? Vai fuori, punto a capo, e poi succede quello che succede. Di fronte alle fibrillazioni romane, le categorie economiche venete chiedono responsabilità e certezza. La congiuntura resta critica e nessuno, questo è il senso, può permettersi una crisi di governo con l'inflazione che galoppa e una congiuntura internazionale dalle dinamiche impazzite. Il principio è lo stesso che aveva spinto le associazioni datoriali a sostenere la nascita proprio dell'esecutivo Draghi a inizio 2021. Una politica incerta non mette mai a proprio agio un imprenditore che deve investire e quindi deve avere certezze su cosa succederà il domani. Noi non possiamo nell'incertezza programmare il nostro futuro, quindi sapere se un governo resiste con queste finalità o no per noi diventa una questione biologica, una questione di vita. Da portare avanti ci sono le nuove misure che lo stesso Premier ha illustrato nella giornata di martedì ai sindacati, su tutte taglio del cuneo fiscale, proroga dei bonus sulla benzina per una manovra ulteriore da 10 miliardi di euro, e questo oltre al decreto aiuti, pomo della discordia nelle prossime ore al Senato. Restano poi i nodi strutturali del paese, diventate le nuove emergenze. Per il presidente di Unioncamere Veneto ce n'è una in particolare con il blocco del gas russo, più che un'ipotesi in vista dell'autunno. Noi siamo un paese che non abbiamo materie prime e di conseguenza paghiamo il conto più di tutti, però potremmo avere anche delle risorse interne, e qui cito ad esempio davanti alle nostre coste abbiamo la Croazia che sta estraendo il metano e noi non lo facciamo. Olimpiadi 2026, oggi nuovo incontro a Roma con i governatori di Veneto, Lombardia e il premier Mario Draghi. Nel corso del vertice i presidenti Fontana e Zaia hanno chiesto al governo di entrare formalmente nella fondazione che si occupa dell'organizzazione dell'evento. Dal presidente del Consiglio è arrivata una disponibilità di massima, di incontro positivo ha parlato Zaia. Oltre all'aspetto finanziario, qui il tema centrale è l'operatività, sono le parole del governatore. In una partita così importante che darà visibilità internazionale al paese e intercetterà almeno 3 miliardi e mezzo di persone nel mondo, trovo corretto che il governo sia presente nella governance.
Diverse le posizioni anche nella stessa giunta regionale del Veneto dopo il via libera di Palazzo Ferro Fini alla legge sul fotovoltaico a terra. Per l'assessore Roberto Marcato l'energia alternativa non deve compromettere le coltivazioni. Sentiamo le sue parole raccolte a Tutto Mattino, la trasmissione di Telenord Est condotta da Berry Meso. Io sul fotovoltaico ho da sempre una mia idea. Ma così per il fotovoltaico come per tutte le energie rinnovabili. Allora, le energie rinnovabili non devono essere però energie alternative a qualcos'altro. Cioè, noi dobbiamo riuscire a contemplare l'esigenza di fare energia, perché oggi è il tema dell'agenda politica del mondo, non del Veneto, del mondo, con altre esigenze. Allora, io ho visto per esempio lo scempio che abbiamo fatto con gli impianti di biogas negli ultimi 10 anni, perché cosa succedeva, e lo dicevo 15 anni fa, noi per produrre energia, per produrre biogas, usavamo e usiamo il mais, che è cibo sano. Allora, se tu per produrre energia usi deiezioni animali addizionate da scarti vegetali, perfetto, questa è economia circolare, mi va benissimo. Ma che tu mi usi cibo sano quando hai 1 miliardo di persone al mondo che muore di fame, e come abbiamo visto oggi che i famosi granai d'Europa non sono più in grado di fornirci del grano turco necessario, e noi lo usiamo per fare energia elettrica o per fare biogas, io lo trovo una follia. Stessa cosa per i pianti fotovoltaici. Se l'impianto fotovoltaico, al di là di tutto, dei rispetti architettonici, ambientali, eccetera, eccetera, che diamo per scontati, deve poter convivere con la capacità di fare cibo. Se l'impianto fotovoltaico ti lascia fare anche la coltivazione, bene. Se invece è alternativo alla coltivazione di cibo, io lo trovo un'aberrazione. Tragico incidente, torniamo così alla cronaca, alle prime ore del giorno per uno scooterista all'Arcella, è caduto da solo e sbalzato dal suo mezzo ed è morto poco dopo. L'incidente mortale è avvenuto verso le 8 lungo via Avanzo, all'angolo con via Giusto de Menabuoi, dietro la stazione. Un 37enne tunisino residente a Padova, appena passato in sella al suo scooter davanti all'ex Casa Rossa, oggi sede di azienda Zero, ha perso il controllo del mezzo, che è finito in pieno sul marciapiede della via all'angolo. L'urto avrebbe sbalzato dalla moto il conducente, facendolo finire contro la saracinesca abbassata di un negozio. Le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Il 37enne è morto nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118. È intervenuta per i rilievi la squadra incidenti della polizia locale di Padova. Sull'asfalto nessun segno di frenata. Lo scooterista potrebbe aver avuto un malore alla guida, oppure potrebbe avere deciso di svoltare in via de Menabuoi a destra all'ultimo momento, perdendo il controllo della moto. Un agricoltore invece veronese di Zevio è morto dopo che il suo trattore che stava conducendo si è rovesciato in un fossato. L'incidente è avvenuto nel comune scaligero di Palù. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento. Non si conosce al momento l'identità della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Veniamo alla tragedia della Marmolada. Sono stati dimessi 2 dei 4 feriti veneti ricoverati all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito al disastro del 3 luglio. Altre 2 persone sono ancora ricoverate ma sono in fase di miglioramento, e intanto parte da Cittadella una raccolta fondi per i figli di Davide Miotti ed Erika Campagnaro, che sono tra le vittime appunto della Marmolada. La famiglia abitava a Cittadella e gestiva un negozio specializzato nell'attrezzatura da montagna a Tezze sul Brenta. Davide Miotti ed Erika Campagnaro non ce l'hanno fatta. I loro corpi sono stati recuperati sotto la valanga di ghiaccio e terra sulla Marmolada, ma ora ci sono i 2 figli a cui pensare, giovani e bisognosi di sostegno psicologico e, perché no, economico. Scatta così la gara di solidarietà per i giovani fratelli Miotti. Il padre Davide gestiva a Tezze sul Brenta il negozio Su e Giù Sport, punto di riferimento per l'Alta Padovana per gli appassionati di montagna. Ora i ragazzi hanno bisogno di vivere e studiare senza l'angoscia
angoscia dei soldi, e dal CAI di Castelfranco, seguito subito da quello di Cittadella e dal comune di Cittadella, parte una raccolta fondi. Un sito, Rete del Dono, riceverà le donazioni, le prime già arrivate dal CAI di Cittadella e Castelfranco, le altre seguiranno. L'obiettivo è raggiungere i 50.000 euro. Il primo pensiero appunto è andato: e adesso i ragazzi cosa succede? Cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare? L'obiettivo è sempre quello di dare un supporto quantomeno economico, quello che si riesce a fare. So che si sono attivati anche per un supporto di tipo psicologico che penso al momento possa essere quasi più importante di quello economico, insomma, per i figli. Rimangono però 2 ragazzi, rimane la famiglia di Erika e Davide, e noi come comunità abbiamo il compito, se non addirittura l'obbligo, di essere a fianco di questi ragazzi. Quindi l'idea che nasce è dalla prima iniziativa, mi auguro che poi ne seguiranno altre. Il dolore della famiglia è ancora fortissimo, aiutare i nipoti è la priorità assoluta per il fratello di Davide e la sorella di Erika. Chiedo a tutte le persone interessate a seguirci ed aiutarci di concentrarsi su questa raccolta di fondi, perché è la cosa più concreta che possiamo fare per i figli di mio fratello. Di cosa avranno bisogno questi ragazzi? Di supporto delle famiglie e di superare questo trauma che ci riguarda tutti, e soprattutto di riuscire a fare un funerale con i genitori. Sono molto commosso perché hanno parlato di un fratello, quindi non ero solo io il fratello, ci sono altri fratelli. Per noi è doveroso, e lo facciamo col cuore, il ringraziamento al CAI di Castelfranco per aver avviato questa iniziativa che finalmente mette al centro i nostri nipoti per dar loro un aiuto e un sostegno concreto. È comunque confortante per noi sapere che loro non debbano in modo assoluto preoccuparsi per la questione economica. Serve tempo, solo il tempo potrà dare un aiuto a questo. Purtroppo non ci sono novità sui funerali. C'è grande attesa per il via libera da parte delle autorità per organizzare l'ultimo saluto a Davide ed Erika, che al momento non ha una data certa. Ora lasciamo questa pagina dolorosa senza dubbio e andiamo alla cultura. Proseguono a Possagno gli eventi per le celebrazioni canoviane a 200 anni dalla morte dell'artista. Sarà la potenza eterna del Requiem di Mozart, con il coro in Claravox e l'orchestra Gruppo Archi del Veneto, diretti dal maestro Davide Pauletto, a rendere onore al grande artista neoclassico Antonio Canova, in uno dei luoghi simbolo dello scultore, il Tempio di Possagno, che si trasformerà in palcoscenico. Sabato 16 luglio, in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla morte di Canova, nel piazzale del Tempio suonerà la musica immortale del compositore austriaco, che sarà portata in 3 tappe. Una Possagno, una Venezia e una Roma, proprio le città canoviane per antonomasia. Questi eventi fanno parte appunto delle celebrazioni del bicentenario. Abbiamo in essere oggi 2 mostre, una sulla Maddalena e una su Canova e il Dolore, quindi veramente per Possagno un anno fenomenale. Il 21 luglio sarà invece in scena, sempre al Tempio Canoviano, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, diretta dal maestro Ernest Oetzel, con musiche di Brahms e Tchaikovsky. Insomma, grande scultura, grande pittura, grande musica, grande arte, aspettando la data clou delle celebrazioni canoviane, il 13 ottobre 2022, giorno in cui 200 anni fa l'artista si spense. Vedo veramente nella mia cittadinanza un orgoglio enorme di poter celebrare nel modo migliore il suo più grande concittadino. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per averci seguito. Ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al Meteo. Torna l'anticiclone africano, un vasto e potente promontorio già esteso tra Francia e penisola iberica si espanderà verso l'Italia.
in arrivo un'intensa ondata di caldo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto giovedì 14 luglio al mattino cielo a tratti nuvoloso con temporanei addensamenti. A seguire ampi spazi di sereno, precipitazioni assenti salvo possibili acquazzoni in montagna. Impennata delle temperature, le minime saranno comprese tra 17 e 23 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 29 e i 35 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso nuvolosità più consistente durante la mattinata e tenderà poi a diminuire nel pomeriggio quando sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime sui 20-26 gradi, massime intorno ai 32-35 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente formazione di cumuli, col passare delle ore più sole dappertutto. Temperature minime intorno ai 19-21 gradi, massime sui 33-34 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.